So. Eccoci qua, Buonasera. da Fabio e William. Siamo qui al Palantenore, casa Yuri. Coppa Veneto. Coppa Veneto, ultima giornata. Tiene Padova, Under 17 contro Cus Venezia. Forza ragazzi, testa, cuore, grinta e determinazione. DNA bianconero. Non si molla mai, on fire, come dice amico Claudio. Siamo pronti. Le squadre stanno per scendere in campo. Tanto pubblico oggi qui al Palantenore. Tutto è pronto. Volevo ricapitolare comunque la classifica. Vai Fabio, è il tuo momento. Di Coppa Veneto. 8 punti Carpenteria Urban, 3 partite. Valsugana 6 punti. Eagles 2 punti. Cus Venezia 1 punto, QN 1 punto. Ok. Grande Fabio. E oggi giocano quindi QN Padova contro Cus Venezia e questa sera alle ore 21 Eagles Vergati contro Valsugana. Perfetto, preciso. Grazie Fabio. Si va in campo. Tiene Padova. Pronta. Forza ragazzi. Testa, cuore, grinta e determinazione. Sestetto iniziale. Vai Fabio. Con Piedaluca, palleggiatore, opposto Ruggero, Okay. Ruggero, centrali Mamma. Kelvin, Cinemelun. Cenemelun Aspettiamo sempre Filippo, il nostro bodyguard. e Sebastian Ferrero. Bande, Elia Tescaro Vai e Elia. Tommaso Zaramella. Forza Libero ragazzi. Testa, cuore. Gianmarco grinta e Pesce. E andiamo. Tutto è pronto. La mamma ha mandato, fammi lì. Aspetta. Inizia con la battuta di Luca Compieta. Siamo pronti, che ne Padova al servizio. Vai Luca. Dai 9 metri, attacco mancino. Ringraziamo sempre papà Nicola e mamma Chiara per il supporto tecnico. Subito primo punto Cus Venezia, ma svirgolato un attimo e punto per Venezia. Forza ragazzi, una squadra di esperienza che scende dalla Serie C. La troveremo nel campionato in corso che partirà fra poco. Fuori per poco. Tacco va fuori di poco. Secondo punto Cus Venezia. Forza ragazzi. Sarà una battuta al salto. No. Dentro, infatti, è dentro. È dentro. Pesce valutata fuori. Prova la linea di fondo. Ma era dentro. 3 punti di vantaggio per L'arbitro la ha squadra visto ospite. giusto. Ricezione di Pescaro, Zaramella. Andiamo al contrattacco. Difesa. Grande attacco ancora Cus Venezia. Siamo sul 4-0. Forza ragazzi. Forza. Testa, cuore, grinta e determinazione. La nostra On partenza è sempre sempre macchinosa, poi E dopo magari ci riprendiamo. siamo però con voi. 4-0. Ricezione. Grande punto! Bellissimo Matteo! Punto di Matteo. Da posto 4, non perdona. B52 è già acceso. Comincia a fare i solchi. E andiamo.
Salutiamo amico Morris, amico Robert, saluto amico Morris che oggi mi è venuto a trovare al mercato, grazie Morris. Siamo a casa Iuri, Palantenore. Pescaro parallela, non difesa bene. Punto lungolinea per bel punto per il Cus Venezia. Forza ragazzi, testa, cuore, grinta e determinazione. Scusate, punteggio 5-1. Grazie Fabio. Punto ancora, viene Padova. Bene. 5-2. E andiamo ragazzi, testa, cuore, Su, grinta e determinazione. che c'ha da Sebastian comunque Ferrero di- al servizio. Vai Sebastian. Virgolata, spiegalo. Punto numero 3. Ace di Sebastian Ferrero. Vai Sebastian. Non passa questa volta la palla, si ferma sulla rete ed è punto Cus Venezia. Occhio alla ricezione. Cus Venezia al servizio, squadra ospite dai 9 metri. Esce questa volta la palla. In vista. 6-4. La signorina, l'arbitro regionale, la signorina Donatella, vede bene. Non c'è bisogno di video check nell'occhio di Falco. E andiamo. Battuta Matteo. Bella battuta, attenzione. Grande attacco Cus Bella Venezia. schiacciata, sì. Da posto 4, punto numero 7. 3 punti di vantaggio per la squadra ospite. Vai Fabio. Palla facile per i Cus. Ma Punto ancora Cus e Venezia. non C'è so il se ha muro. toccato il muro. Ma forse Sì, 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 ha sì. toccato. Forza ragazzi, testa, cuore, grinta e determinazione. Grande punto, Elia Pescaro. Pescaro. Punto numero 5. Andiamo al servizio, vai Elia, dai 9 metri, tiene Padova. Forza ragazzi. Occhio, non passa l'attacco, c'è il muro, mette le mani. Intercettato da Kelvin. E andiamo, ancora un punto per la nostra squadra, tiene Padova, under 17. 7 dovremmo essere al punteggio. Forza ragazzi. Come mai non viene aggiornato? Ah, le aggiorna. Ah, ok. Mamma Chiara che aggiorna. E la palla esce di poco. Punto Cus Venezia, che va al servizio ancora dai 9 metri. Occhio alla ricezione ragazzi. Grande difesa che Cus Venezia. Ancora, si rigioca ancora. Grande difesa ancora. Vai Matteo. Grande difesa ancora Cus Venezia. Tommaso.
Aia, mannaggia. Passa l'attacco da posto 2, Cus Venezia. Si è aperto il muro. Punto numero 10. Forza ragazzi, testa, cuore, grinta e determinazione. Come dice amico Claudio, on fire. Ci sei Fabio? Ci sono Bravo. Oggi è concentrato sabato. sulla partita, ma anche questa secondo me è dentro, infatti l'arbitro la Dentro? vede. Sì. Ancora un punto dai 9 metri. Sì. Occhio ragazzi. È arrivata la principessa Giulia. C'è il punto centrale. Il punto del centro di Kelvin. E lo stesso Kelvin si appresta alla battuta. Vai Kevin. Kevin, Cime Melun al servizio, forza ragazzi. Sale il tifo bianco-nero qui al Palantenore. Ancora, vai. Grande difesa di piede. Non passa l'attacco. Bene, bene. Forza ragazzi. 8-11. Ancora Kelvin in battuta. Forza ragazzi. Grande difesa ancora. Tommaso! Vai Tommaso. Posizione anche difficile di scherzare. Forza ragazzi. Bravo. Siamo con voi. E anche da una bella difesa. E andiamo. La palla. Sale il tifo qui, bianco-nero. Ancora Kelvin in battuta. Ah, bene. Attenzione. Passa l'attacco da il muro. posto 4, Cus Venezia. Ancora 3 punti di vantaggio, forza ragazzi. Ricordo che troveremo questa squadra nel campionato di Serie D regionale. Difesa. Grande difesa ancora. Ancora una... Difesa da pesce. Parla per Matteo. Grande! Matteo! Vai Matteo. Non ci pensa 2 volte. Trova Vai, il punto Matteo. numero 10, vero amico Fabio? 10. 10-12. Battuta Luca con piede. Andiamo. Forza Luca, vai. Il nastro ci È aiuta. fortunosa, ma comunque è punto per noi. Sant'Antonio ci aiuta. Esatto. Siamo qui all'Arcella. Domani andremo alla chiesa dell'Arcella. Sant'Antonio, bellissima, vero amico Fabio? Sì. Andremo a messa. E andiamo. Ah. Attenzione. Grande attacco centrale. Dale. Una bella veloce. Punto Sì. numero 13. Squadra ospite al servizio. Occhio ragazzi alla ricezione. Posizione perfetta ancora, che ne Padova. Vai Matteo. Matteo! Sfonda le mani del muro. E andiamo ragazzi. Ancora un punto, solo un punto di vantaggio per la squadra ospite. Forza ragazzi, punto a punto. E andiamo. Si alza il tifo qui al Palantenore. Siamo fortunati. Murato. 13 pari ragazzi. Lavori in corso, 13 amico Fabio. Lavori pari. in corso qui all'Arcella. Iniziamo con i lavori. Non si passa, andiamo. Forza ragazzi, vai Tommaso dai 9 metri, che ne Padova, al servizio.
Grande difesa ancora. È stata presa. C'è il tocco! No? Non c'è tocco, non c'è inganno. punto L'arbitro Cus dice di Venezia. no. Ancora un punto di vantaggio per la squadra ospite. Pescaro. Ah, Grande muro peccato, peccato. Forza ragazzi, testa, cuore, grinta e determinazione. Cus Venezia al servizio. Errore in ricezione, attento Gianni. Punto Cus Venezia. Sì. Sì, però ecco, non li facciamo scappare, eh. Dai ragazzi, recuperiamo. Cambio palla, via. Perfetto. Vai Matteo. Grande muro. Tempo, chiamiamo il tempo, bravo. Bravo. Cosa Sì, succede, amico Fabio? Sì, è ora di chiamare il time out perché Ricordo stavamo che subendo 2-3 muri di seguito. Sandro Quindi... Stellin chiama time out. In panchina abbiamo anche Davide Bottaro e il dirigente Claudio Tolin, che ringraziamo. Forza ragazzi, non si molla mai, punto a punto, e andiamo. Si ritorna in campo, arbitro regionale, FIPA Veneto. Andiamo. Fischia, le squadre ritornano in campo, forza ragazzi, testa, cuore, ragazzi, grinta e vai. determinazione. Grande attacco di Pescaro, posto 4, trova il diagonale vincente e andiamo al servizio. Vai Sebastian, Ferrero, vai Sebastian. Vai, come prima. Dai 9 metri, Un ace. va là in campo e pedalare. Come prima, vai. Attenzione. Non c'è tocco, non c'è inganno, punto Chiene Padova e andiamo. Si è sentito il tocco sordo della schiacciata. E... Forza ragazzi, solo 2 15. punti di vantaggio per Vai Cus Venezia. Sebastian. Andiamo, punto a punto. Bene. Attenzione. Pescaro! Forza ragazzi, ancora un punto di svantaggio e andiamo. Punto a punto, non si molla mai. Vai Sebastian. Tiene Padova dai 9 metri. Attenzione. Passa l'attacco questa volta del Cus Venezia. (18) Cus Venezia, 16 Chiene Padova. Forza ragazzi. Grande attacco! Bravo! Usa le mani del muro e fa punto. Trova le mani del muro e andiamo. Fuori. Forza ragazzi. Bravo Matteo. Vai Matteo. Che adesso si appresta la battuta. Vai. Ci farebbe piacere molto un ace. E andiamo. Mi ha quasi accontentato. Quasi. Attenzione, Grande bella difesa. difesa di Zaramella. Ancora un grande attacco, ma bella difesa della squadra ospite. Vai, free ball, attenzione. Bella intesa tra palleggio Siamo e in centro. perfetta parità, vero? 18 pari, bravi ragazzi. E andiamo punto a punto. Vai Matteo.
Quasi quasi. Bravo Matteo. Attenzione, attenzione, copertura. Bravi. C'è il muro, si gioca ancora. Difesa, attenzione. Vai, difesa ancora. Attenzione. Fuori. Punto chiede Padova, forza ragazzi. E per la prima Due volta palle difese dal muro, bene. andiamo in vantaggio per la prima volta. Ancora Matteo, vai Andiamo, vai, Matteo. Matteo. Siamo in vantaggio, veramente. Tiene Padova Vai, dai 9 Matteo. metri. Forza ragazzi. Se ci regalasse un bel ace. Nel frattempo qui all'Arcella scende il sole. Siamo al tramonto. Bravo. Oh, Esce di bellissima, poco la battuta. bellissima esecuzione. Non ha centrato il campo. Bravo Amico Matteo. Claudio ci Bravo saluta che Matteo. deve andare. Ciao amico Claudio. Bravo Matteo. Impegno di lavoro. Salutiamo anche il figlio Alessandro Tolin che degli Stati Uniti, dal Missouri ci segue. E andiamo. Salutiamo anche Elisa che sempre dagli Stati Uniti ci segue. Quasi riuscita la 7. Difesa. Vai Tescaro. Attenzione dietro. Muro. Ancora muro. Peccato. Attenzione. Difesa da Pesce. Tescaro. Difesa ancora. Ancora una difesa. Vai Matteo. Ruggero Matteo non si molla, amico Fabio. Veramente. Che azione, Forza, ragazzi. che difese, bravi ragazzi. Belli scambi anche. Tanti applausi qui al Palantenore Casa Iuri, vi aspetta sempre. E andiamo. Forza ragazzi. Battuta Elia Tescaro. Vai Elia, tiene Padova dai 9 metri. C'è il muro ma la palla esce e siamo ancora in parità. Occhio alla ricezione, chiedo l'aiuto da casa. Amico Morris e Robert andiamo, ho bisogno di voi. Ragazzi hanno bisogno. Azione di Pesce. Difesa Copertura. da Pesce, bellissima. Vai. C'è. Bravo. Diagonale vince. Ben vista dall'arbitro. Grande Zaramella. attacco. Forza ragazzi, non si molla Vai mai. Tommaso. E in battuta. Salutiamo tutti quelli che ci seguono da casa. Anche i nonni. E andiamo. Siamo un punto avanti. Forza ragazzi. Forza ragazzi, testa, Vai, cuore, Kevin. grinta e determinazione. Vai Kevin. Attenzione. Punto, Cus Venezia. È stato sorpreso il nostro compiede. Forza ragazzi, testa, cuore, grinta e determinazione. L'aiuto da casa, andiamo, ho bisogno, i ragazzi hanno bisogno. Amico Daniele, forza. Grazie, Fuori, grazie. fuori. Thank you. Danke. Andiamo. Andiamo al servizio, vai Luca. Dai 9 metri. Attacco mancino, tiene Padova. Forza ragazzi. Punto a punto. Arnaggia è stata presa. Attenzione. Vai Zaramella. Ancora Zaramella. Tommaso, vai. Punto 23. Forza ragazzi. Vai Luca. Vai amico Fabio. Vai Luca. Andiamo al servizio. Cosa succede amico? Adesso chiedono time out loro. La squadra La veneziana. La partita si è girata un pochettino. Punto a punto, dobbiamo lottare. DNA bianco-nero, amico Fabio. Qua mi dicono di non gufare. DNA bianco-nero, non si molla mai. Mai. Hai sentito l'inno loro?
Attenzione alla prossima volta. Viva la gnocca! E andiamo. Vabbè. Vai Luca, si riprende, torniamo in diretta. Vai, bene. Attenzione, attenzione! No, peccato. Passa l'attacco! Veneziano. Guarda ospite che va al servizio dai 9 metri. Io ho bisogno, i ragazzi hanno bisogno dell'aiuto da casa, anche dei nonni. Andiamo. Fuori! Thank you. È stata centrata una telecamera che non credo. Ah, ecco qua. Amico Fabio, siamo al Set point. forza ragazzi, punto a punto, andiamo. In battuta Tommaso Zaramella. Palla in campo e Vai, pedalare. Tommaso. Vai Tommaso. Peccato, è entrato. Passa l'attacco. Sì, Veneziano. vai. I ragazzi hanno bisogno dell'aiuto da casa. Attenzione, Devo ricezione. chiederlo. Ricezione. 3-3-3, Mi andiamo. raccomando, Acqua di mare. fallo sbagliare. Vai Matteo! Ruggero Matteo! Ruggero Matteo chiude il set. Trova il punto numero 25. Bravi ragazzi, in questo punto a set punto. ne ha fatti di punti, tra muri e schiacciate. Bravo Matteo. C'è il cambio di campo e noi andiamo in pubblicità. Taratatata. Papà. Eccoci qua di nuovo. Torniamo in diretta.
Secondo set. Coppa Veneto. Primo set vinto dal TN Padova del 17. Forza ragazzi. Siamo pronti, siamo qui con voi. Ringraziamo ancora tutti quelli che ci seguono. Sestetto di questo secondo Vai, set Fabio. si conferma quello del primo. E andiamo. Stessi giocatori. Vai, vai. Tutto è pronto. Cus Venezia che andrà al servizio col numero 14. Occhio ragazzi, occhio alla ricezione, andiamo. Siamo con voi. Testa, cuore, grinta e determinazione. On fire, come dice l'amico Claudio. Non sbaglia mai. Tutto è pronto. Grande attacco! Ancora una grande Difeso, difesa. bravo la Cus bella difesa Venezia. al Cus, bravo. Fuori, C'è fuori. l'attacco veneziano. E andiamo. Imbattuta Luca con Pietra. Vai Luca, attacco mancino. Attenzione Murata, recuperata. Gioca ancora. Vai Matteo. Grande difesa ancora Cus Venezia. Ed è punto Punto. ancora, chiede Padova. Bene. Forza ragazzi, punto a punto e andiamo. Grande difesa di Compieta. Di nuovo Matteo. Ancora una difesa, andiamo al contrattacco. Pescaro. Vai Zaramella. Ancora una Pesce. difesa. Ah, fortuna che la presa andava fuori. Attenzione, attenzione. Vai Zaramella. Zaramella. Grande punto ancora, forza ragazzi. Ancora un punto per la Chiene Padova. 17. Ancora Luca in battuta. E c'è il punto. Il nastro ci aiuta. Quest'oggi il nastro ci ha aiutato. Sant'Antonio è vicino. Ci sta vicino Sta abbastanza. vicino. Siamo all'Arcella. Da visitare la chiesa all'Arcella di Sant'Antonio. Molto bello. Ancora una difesa. Copertura. Pipe dal centro. Attenzione. Invasione. Invasione di Sebastian. Forza ragazzi. 4-1. Battuta il Cus. Squadra veneziana al servizio. C'è l'Ace. Bravo ancora la linea. C'eravamo, ma è stata Occhio alla valutata ricezione ragazzi. fuori. Ma era Battuta sulla linea, è insidiosa. difficile da valutare, diciamo. Attenzione. Grande attacco, la palla si insacca. Punto Chiene Padova. Bene. Vai Non l'avevo- Tommaso. Non l'avevo Da posto vista 2, bene punto da qui, numero ma- 5. Forza ragazzi. E Tommaso in battuta.
Sale il tifo qui bianconero al Palanteno del Casaiuri. E c'è l'ace dei 9 di metri. Tommaso Zaramella, ace. Vai, punteggio numero 6 per il QN. Secondo me è il caso che chiami un time out il loro coach. Se no, attenzione, bella Grande difesa di ancora. Tommaso. Grande attacco ancora, ma grande difesa. Vai! Passa l'attacco veneziano, punto numero 3, che va al servizio alla squadra ospite. Forza ragazzi, non si molla mai. Posizione di pesce. Non è entrata l'attacco. Difesa. Grande attacco. Push Venezia. Forse ragazzi avevamo preso un bel vantaggio che ci stanno erodendo. Occhio ragazzi. Occhio alla ricezione. C'è il muro. Sì. Viene Sì. fischiata C'era. accompagnata. C'era. Amico Giusto. Paolo dice Giusto, che c'è giusto. stata. E andiamo. Anche perché era da sotto, esatto. Sebastian Ferrero al servizio. Vai Sebastian. Grande Difesa, difesa. Sebastian. Aia. Avevamo tentato di recuperarla. Chissà se fosse passata fuori da... No, se era fuori l'asta si poteva. Forza ragazzi, testa, cuore, grinta, determinazione. Cus Venezia al servizio. No. Punto dei 9 metri per la squadra Claro, ospite. queste palle non sono forti, Ma devono tutte essere insidiose, difese insidiose. però. E andiamo, forza Difese. ragazzi. Occhio alla ricezione. Grande muro, Cus Venezia. E siamo in perfetta parità. Sette pari. Ci hanno raggiunto. Cus Venezia al servizio. L'aiuto da casa. Grande Difesa. ancora difesa. Fuori. Non c'è tocco, punto che ne Padova e andiamo, forza ragazzi. Un punto di vantaggio, andiamo al servizio. Vai Matteo. La palla esce di poco. Fuori. Punto Cus Venezia. Comunque, bravo Matteo. Grande difesa Cus Venezia che va al contrattacco. Bellissima palla difesa da pesce. Fuori mira. La Esce di schiacciata poco di l'attacco. Ruggero. E Matteo. Cus Venezia che ritorna in vantaggio. Un punto di vantaggio. Forza ragazzi. Testa, cuore, grinta e determinazione. On fire. Esce la battuta. Grazie dell'aiuto da casa. Scusate. 9 pari. Vai Elia.
Via Tescaro al servizio, tiene Padova dai 9 metri. Peccato non è stata... Passa l'attacco centrale. Un po' di fortuna per il Cus Venezia. Cus Venezia ancora al servizio, l'aiuto da casa, andiamo. Amico Robert, Morris, andiamo. Grazie, grazie. Stavolta non passa. Andiamo ancora al servizio, siamo in perfetta parità. Vai Kevin. Vai, Calvin. Aspettiamo sempre amico Filippo. Ti aspettiamo Filippo qui al Palantenore, Casa Iuri. Attenzione, Grande difesa difesa. di Tescaro. Sì, questa non era. Attenzione, attenzione. Grande attacco ancora Cus Venezia, Sì. che andrà ancora al servizio. Forza ragazzi. Testa, cuore, grinta e determinazione. L'aiuto da casa, occhio alla ricezione. Battute insidiose. Numero 14, Cus Venezia, al servizio. Vai. Ah, peccato. Punto ancora per la squadra veneziana. Doppio vantaggio. Amico Fabio, ci sei? Ci sono. Ancora Purtroppo il già hanno numero 14 al superato. servizio, battuta insidiosa, battuta a flot. Grazie dell'aiuto da casa. Stavolta l'acqua di mare. Acqua di l'ha mare a fatto sbagliare. Venezia, ce n'è tanta ancora acqua, vero Sì. Fabio? Vai Luca, Vai Luca. dai 9 metri, attacco mancino. Alla difesa. Anche loro erano bene posizionati in difesa. Grande attacco ancora, Cus Venezia. Purtroppo il nostro muro si è aperto. Due punti ancora di vantaggio per la squadra ospite, forza ragazzi. Grande ancora. Queste ballette non sono. Attenzione. Ancora un grande attacco, Cus Venezia. Sì. 3 punti di vantaggio per la squadra ospite, occhio ragazzi, punto a punto, andiamo. Cosa succede amico Fabio? Credo che il nostro coach Stellin ha chiesto il Time out. out. Un po' di silenzio qui al Palantenore. Forza ragazzi, testa, cuore, grinta e determinazione. Si torna in campo. Questa è Coppa Veneto, ultima giornata. Domani saremo ancora in diretta qui. No, siamo in Siamo in trasferta, trasferta a Sarmeola, a Sarmeola. campionato Under 17, prima fase. Ma torniamo in diretta. Si gioca ancora. Mannaggia. Era stata ben difesa. Entra Luca Righetti. Vai Luca. Sostituisce Tommaso Zaramella. Forza ragazzi, testa, cuore, grinta e determinazione. Punto a punto.
Bella difesa attenzione. Tutto ancora! Cus Venezia. 5 punti di vantaggio, forza ragazzi. Testa, cuore, grinta e determinazione. Punto a punto. Si può fare, andiamo. Vai. Attenzione. Righetti. Luca Righetti, attacco Mancino. Da posto 2. Punto numero 12. Andiamo al servizio, Sì, vai Luca. si va in battuta, Luca in battuta. Dai, ricominciamo. Vai. Grande difesa. Di pesce. Gioca ancora. Punto ancora Cus Venezia. Non si è di capito, ma confusione in punto campo. loro. Esatto. Cus Venezia al servizio ancora, forza ragazzi. Bella! Attacco vincente, Sebastian Ferrero. Vai Sebastian. Punto numero 13, vero amico Fabio. 13-17. 4 punti da recuperare. Ora grazie a mamma Chiara. Segna punti online. Grazie a tutti i genitori. Grande attacco, Cus Venezia. Punto numero 18. Cosa succede, amico Fabio? C'è la sostituzione in battuta del numero 18 con il numero 1. Occhio ragazzi. Attenzione. Grande Bellissima. attacco. E vai, ottima intesa. Kevin Cimemelun. Palla salvata da Luca e schiacciata Palleggio poi. una mano. E andiamo, forza Eccolo ragazzi. qua l'amico Testa, cuore, Robert. grinta di direzione. Nel frattempo che è arrivato amico Robert, salutiamo la Michela. Non possiamo più salutarlo da casa, è qua presente. Grazie ragazzi. Vai Matteo, bella. Attenzione. Difesa. Ciao. Arrivano gli ultra qui al Palantenore, Casa Iuri. Ecco amico Robert. Punto numero 19. Non c'è tocco al muro. Cambio della diagonale. E la Chiene Padova. Vai Emanuele. Entra Emanuele. Toffanin per Matteo, l'opposto, e Boris Vai Boris. per Luca. Teresin. Forza ragazzi. Testa, cuore, grinta e determinazione. Forza ragazzi, è il momento. Testa, cuore, grinta e determinazione. On fire. Tanto tifo qui al Palantenore, Casa Iuri, andiamo. Anche questa Non c'è tocco a Non muro, c'entriamo- punto non ancora c'entriamo Cus il Venezia, campo. punto numero 21, forza ragazzi. questo secondo set siamo stati un po' imprecisi. Cosa succede amico Fabio? Ancora richiesta di
di time out da Stellin. Forza ragazzi, tanto tifo qui al Palantenore. Gli ultra sono arrivati, li vedo, li ho qua vicino. Ma non c'è che sia quelle... Si riparte. 2 time out chiesti da Stellin. Forza ragazzi, Cus L'arbitro Venezia al lo servizio. evidenzia. Ho bisogno dell'aiuto da casa. Amico Robert, dove sei? È qua l'amico Robert. Oh yeah. Esce l'attacco, anche viene questo. Padova, ancora un punto per la squadra veneziana. Questa volta stanno dilagando. C'è un cambio. Entra ST Scaro. Seresin, Murato. Ancora un muro Cus Venezia. Abbiamo un po' mollato in questo secondo. Non si molla ragazzi, si può fare. Attenzione. Titolo. Grande pallonetto di Vitolo. È stato recuperato. Attenzione. Ancora Vitolo. Un grande attacco ancora. Difesa. Palla free ball. Si gioca ancora, grande difese. Peccato Il che muro. c'è il muro, ma stava andando fuori, ma Grandi difese da ha parte del toccato la Cus testa Venezia. di Boris. E quindi punteggio set point per Venezia. C'è l'errore. Servizio Di Vitulo. grande battuta. Centro. C'è il muro. E c'è il punto. Cus Venezia che vince il secondo set. E siamo Siamo in sul- perfetta parità. 1-1. E noi andiamo in pubblicità. Aspetta. Torniamo in diretta qui dal Palantenore. Terzo set, siamo in perfetta parità. Arriva Marchetella.
Questa è Coppa Veneto. Tiene Padova, under 17 contro Cus Venezia. Forza ragazzi, testa, cuore, grinta, determinazione. Nel frattempo, Palantenore, tanto tifo. È arrivata anche la Dori, anche Marco. Ciao a tutti. Tanto pubblico qui al Palantenore. Facciamo un'intervista a Robert. Più tardi ci sarà la partita under 17. Forza ragazzi. Viene Padova under 17 Junior. Forza ragazzi. La signorina Donatella, l'arbitro regionale, sta per fischiare, si ritorna in campo. Forza ragazzi. Abbiamo anche la Dori. Entra il sestetto iniziale. Forza ragazzi, testa, cuore, grinta e determinazione. Andiamo al servizio, Chiene Padova dai 9 metri. Filippo arriverà più tardi. Nel frattempo è arrivata sera. E andiamo, torniamo in diretta. Amico Fabio, ci sei? Ragazzi. C'è il muro! Primo punto, Chiene Padova, forza ragazzi! Siamo con voi. Nastro. E c'è l'Ace! Secondo punto, Chiene Padova, forza ragazzi! Ancora una bella battuta. Un grande muro. Anche in Brasile, in effetti. Numero 14 del Cus Venezia, mette le mani. Grandi difese ancora, bravi ragazzi! Ancora un punto Cus Venezia. Occhio ragazzi, occhio la battuta insidiosa. Squadra veneziana al servizio. Un attimo di pausa. Si recupera il pallone, si può andare al servizio. Amico Robert, amico Morris, dove siete? Grande attacco! Ruggero Matteo! B52 è tornato. Punto numero 3. Zaramella Tommaso, vai Tommaso al servizio. Servizio Tommaso Zaramella. Passa l'attacco veneziano e siamo in perfetta parità. Occhio alla battuta
insidiosa. Numero 11, Cus Venezia al servizio. Amico Fabio, ci sei? Grande attacco da posto 2, B52, punto numero 4, viene Padova. Forza ragazzi, non si molla mai. Vai Sebastian, dai 9 metri, Ferrero Sebastian. La palla si ferma sul nastro e siamo in perfetta parità ancora. Grande attacco, Kevin Cinemenun. Passa la veloce. Di forza, andiamo. Vai Matteo, dai 9 metri. Facci segnare te. C'è anche il mio amico Robert che saluto e ringrazio. Ciao amico Will. Grazie, grazie. Thank you, thank you, thank you. Da chiesa perché era cosa. Acqua, andiamo. Grande la battuta e c'è il punto! Amico Fabio, Sant'Antonio ci vuole bene oggi. Speriamo che continui. E andiamo. Un di mare. Un altro ace devi fare. Vai Matteo. Vai. Questo suggerimento E si apprestano a mangiare gli amici di Venezia. la palla non passa per poco. Del punto Cus Venezia. Papà paga da bene. Succede. Non c'è tocco a muro. C'era muro? C'era tocco? No, non c'è. Siamo in perfetta parità. Occhio ragazzi. Copertura ancora. Grande difesa Giami. Attenzione, E c'è il pallonetto. Il secondo tocco molto intelligente. Punto Cus Venezia. Occhio ragazzi. Scusate. Non passa l'attacco. Punto chiede Padova. Forza ragazzi, non si molla mai. che si appresta alla battuta. 7 pari. Vai Elia. Grande punto Altro punto. del numero 14 a una mano Molto bravo. alla Giannelli. Squadra veneziana avanti di un punto. Amico Robert Morris, l'aiuto da casa. Copertura, si gioca ancora. Ancora una grande difesa. Punto ancora Cus Venezia. Cosa succede amico Fabio? C'è da soffrire, c'è da combattere. Punto a punto. Chiedo all'amico Robert se si ricorda ancora come si balla la baciata. La baciata? La Sara. Tanto stretto.
Eccoci qua. Torniamo in diretta, Coppa Veneto, terzo set. Cus Venezia al servizio, forza ragazzi, testa, cuore, grinta e determinazione. Grande difesa ancora. Grande punto ancora Cus Venezia. Dai. I 14 è bravissimo. Cioè, grandi giocate. Forza ragazzi, testa. Acqua di mare, amico Robert, Morris. C'erano di mare. Non si va. Ancora una grande difesa. Attenzione, Molte risposte. difesa. E c'è il punto della Mela Tommaso. Mani fuori e andiamo, forza ragazzi. Scusate. Vai Kevin. Gin e Melù. Cime Melun. Filippo, dove sei? Ti aspettiamo. Dove siamo? Grande attacco, Cus Venezia. Anche una diagonale molto stretta sui 3 metri. Bella scherzata. Vediamo che c'è anche la Italia nazionale. Questa sera, grande partita di calcio. Contro la Estonia. Bravo, Jimmy. Non ti tocco, punto chiede Padova e andiamo. L'altro cercava le mani fuori e il nostro palleggio a doppie mani proprio per evitare il Andiamo. mani fuori. Forza ragazzi, vai Luca dai 9 metri, tiene Padova. Battuta mancina, non si molla mai, on fire. Grande difesa ancora, si gioca ancora. Bravi ragazzi. Bravo! Grande recupero. Forza, ordine, attenzione! Vai Matteo, vai giù. Salvi, te lo dico. Non c'è tocco. Sì, esatto, buona l'idea. 12 a Bravo 9. Matteo. Siamo lì. Punto Cus Venezia, forza ragazzi, c'è da soffrire. Grande ancora, si gioca ancora. Una bella veloce. Forza ragazzi. Fai così anche al ritorno, guarda. No, cose secche. Ma questa è va bene? Esce la battuta. Non è c'era. Infatti. Andiamo al servizio. Vai Tommaso. Grande difesa ancora. Non c'è tocco. Punto ancora. Cus Venezia. C'è un cambio. Vai Luca. Richetti per Elia Pescaro. Altro cambio anche per il Cus Venezia. Entra il numero 6 e esce il numero 11. Forza ragazzi.
Cus Venezia al servizio. Occhio ragazzi. Grande attacco! Attacco Mancino, Luca Righetti, punto numero 11. Forza ragazzi, siamo con voi. C'è un cambio. Rossi. Federico. Vai Federico. Tiene Padova dai 9 metri. La palla si ferma sul nastro. E andiamo ragazzi. Occhio alla ricezione. Attacco vincente, Ruggero Matteo. Prova le mani nel muro, mani fuori, andiamo. Forza ragazzi, non si molla mai. Bravo Matteo. Amico Fabio, ci sei? Eccomi qua. Adesso un altro amico no. A camminare un mese devi fare. Grande attacco! Tocco il muro, che era questo? Dai, tranquillo, dai, Teo. 1-1. Punto Cus Venezia. Doppio cambio. Cus Venezia al servizio. Cambio anche per il Cus Venezia. 14. Da fuori 14 per il Cus Venezia al servizio. Gioca ancora. Punto ancora Cus Venezia. 5 punti di vantaggio. Forza ragazzi, non si molla mai. Grande attacco. Grande! Punto chiede Padova. Sentiamo il secondo tocco d'attacco e andiamo a punto da posto 4. Vai Luca. Esce l'attacco, non c'è tocco, non c'è inganno, andiamo in battuta, forza ragazzi. Ecco qua che arriva la Chiene Padova Under 17 Junior, che salutiamo. Ciao Marco. Andrea. Tanto tifo qui al Palantenore. Grande difesa ancora. Zaramella. E c'è il punto! Zaramella Tommaso, non si molla mai. Ci sei Fabio? Quanto siamo? 15-17. Forza ragazzi, punto a punto e andiamo. È arrivato anche l'amico Morris. È arrivato Morris. Antonio, grazie. Ciao giovani. Ciao Antonio. Non passa l'attacco veneziano e andiamo ancora a punto. Ringrazio amico Morris che questa mattina è venuto al mercato a salutarmi. Ancora Luca Righetti in battuta. Vai Luca.
Esatto, dopo inizia a mangiare qualcosa. Vai Luca. Non c'è tocco, la palla esce, siamo in perfetta parità. Forza ragazzi, 5 punti recuperati. Ciao Ricky. Vai Luca. Grande attacco centrale. È stato in cielo, come si dice. Grande giocata da parte del Cus Venezia. Occhio ragazzi alla ricezione. Un fiantino, sì. Viene fischiata accompagnata appunto Cus Venezia. Domani so perché fosse via, ormai se sentivo lui Manuela. Va bene, dai. Ciao Dio, grazie. Cus Venezia al servizio. Andiamo al servizio, vai Kevin. Un punto di vantaggio per la squadra veneziana. Vai Fabio. Ci sei Fabio? Ci sono, vai Kevin. Andiamo. Grande attacco in diagonale, Cus Venezia ancora, doppio vantaggio. Occhio ragazzi alla ricezione. Squadra veneziana al servizio. Non passa! Passa l'attacco del tocco al muro. Punto Cus Venezia, forza ragazzi, testa, cuore e inizia determinazione. Grande punto della Mela Tommaso. Forza ragazzi, testa, cuore, grinta e determinazione. Nel frattempo qui al Palantenore, tanto pubblico. Andiamo al servizio, vai Luca. Attacco vincente, il Cus Venezia trova le maglie del muro, mani fuori. Cosa succede amico Fabio? Un punteggio di 22 Cus Venezia, 19 Chiene Padova. Ritorniamo in diretta, ritorniamo in campo. Cus Venezia al servizio. E andiamo.
Grande attacco, Ruggero Matteo, da posto 4, punto numero 20, forza ragazzi, punto a punto, e andiamo. E andiamo. Che bella finta del centrale che porta via un pezzo di muro. Vai Tommaso dai 9 metri, chi è ne Padova. E andiamo. E c'è l'Ace! Punto numero 21, che ne Padova. Un punto di vantaggio per la squadra veneziana. Tanti applausi qui alla Palantenole. Quasi tutto esaurito. Si può fare. E andiamo. Grande difesa ancora. Grande difesa ancora. Contrattacco. Passa l'attacco veneziano. Punto numero 23. Forza ragazzi, non si molla mai. Cus Venezia, l'aiuto da casa, amico Robert, Maurice, Antonio, andiamo. Passa l'attacco centrale, Federico Rossi. E andiamo ragazzi. Passa la veloce, vero amico Fabio? E andiamo, c'è da soffrire, c'è da soffrire. On fire, amico Claudio. Dice sempre che possiamo. Motori accesi. Vai, mamma mia. Poco faceva io. Attenzione. C'è difesa. Richetti veloce. Grande attacco! La palla esce di pochissimo. E siamo al set point Cus Venezia. Forza ragazzi, testa, cuore, grinta e determinazione. L'aiuto da casa, amico Morris, Robert, Antonio. Matteo. C'è il muro, Cus Venezia che vince il terzo set, si porta in vantaggio 2-7-1. Forza ragazzi, non si molla mai. E andiamo. Noi andiamo in pubblicità. Taratata.
Si riprende, scusatemi per prima, ma non avevo acceso il microfono, quindi tutte le cose che ho detto credo siano andate a zero. Andiamo in diretta qui dal Palantenere, quarto set, Cus Venezia in vantaggio per 2-7-1. Forza ragazzi, testa, cuore e grinta determinazione, non si molla mai. Questa è Coppa Veneto. Ultima giornata. Se vuoi un giochino a Pinocchio, perché è il momento del crisi, che si avevo in macchina, salva la vita. Grazie, grazie, grazie. Paolo. Alex Leone. E andiamo. Cus Venezia a servizio, forza ragazzi. On fire. Cus Venezia che parte in P1 con il palleggio al servizio. Si copre, si gioca ancora. Ancora Fuori, veramente il naso e andiamo ragazzi. E questa volta trova le mani nel muro. Mani fuori. Battuta. Vai Luca. Luca completa. Grande attacco in diagonale, Cus Venezia, siamo in parità. Stavolta non ce l'ha fatta a difendere. L'aiuto da casa, amico Robert, Morris. Uno pari. Amico Filippo, abbiamo bisogno del tuo aiuto. Difesa. Vai, Zaramella. Punto che ne parlo, forza ragazzi, non si molla mai. E andiamo. Bene, bene. Non passa questo attacco del Cus Venezia. Cus. Cus. No, perché... Come che cozzolone? Cus. Vai Matteo. Agliela con Matteo, si chiama Tommaso. Questa volta passa. Per un punto Cus Venezia, perfetta parità. Due pari. Grande attacco, Ruggero Matteo, lungo linea, Parallela. B52, andiamo. Entra Allora, Kelvin al centro. posso dirlo perché amico Morris e Robert sono qui. Grazie amico Robert. Federico Rossi al servizio. Vai Federico. Grande difesa ancora. Ancora perfetta parità. Diciamo non siamo andati per niente al muro questa volta. Meglio fermarsi. Sì, no. Si rischia l'infortunio. Grande attacco! Luca Rivetti, attacco mancino da posto 4, torniamo in parità e andiamo. Effettivamente l'attacco mancino secondo me li disorienta un pochettino perché non riescono a bene a capire il muro. Vai Matteo. Come coprirlo. 4-3. 4-3.
battuta Matteo. Vai, tocca. Grande attacco! Il tetto. 52! Bellissimo ace di Matteo. 52 dai 9 metri! 52! Ace, urlano dagli spalti. Ace. Complimenti, andiamo. Vai Matteo. È arrivata anche la Dori, grazie Dori di essere qui. Ancora ma esce di poco. Siamo Bravo comunque, bravo Cus Venezia comunque. dal servizio. Di poco, esce di poco. Di pochino. L'aiuto da casa, amico Robert, Morris, Antonio, Thomas, andiamo, Filippo. No, non c'era Grande nessuno in copertura dietro. Peccato questo punto. 5 pari. Siamo in perfetta parità, l'aiuto da casa, andiamo. Acqua di mare, andiamo. Stavolta l'attacco dal centro non è riuscito. Grande Però muro! muro di Kelvin. Si è fatto perdonare dall'attacco precedente. Lavoro in corso, non si passa qui al Palantenore, andiamo. Sì? Chiusa per lavori. Vai Luca. Vai Luca Righetti. Sì. Tocco. Tutto ancora Cus Venezia. Sale il tifo dagli spalti. Sale il tifo, Chiene Padova, il Palantenore Casaiuri. Attenzione. Gioca ancora. Ancora copertura. Grande, difesa ancora. Difesa di pesce, ottima. Dobbiamo solo che... Attenzione a questa 7, Murata! Si gioca ancora. 4. No, dai ragazzi, avevate Grande punto del difeso, Cus Venezia. l'impossibile e ci siamo persi con una palletta. Dai, continuiamo così, dai, via. C'è l'errore, grazie amici. Thank you, Duncan. Sale tifo, Chiene Padova, qui al Palantenore. Kelvin in battuta. Vai Kevin. Grande punto. Niente da dire. Il secondo tocco. Niente da dire. Favoloso. Bravo. C'è. Passa l'attacco diagonale. Doppio Non vantaggio. forte Cus ma Venezia. proprio all'angolo. E andiamo ragazzi, siamo con voi. Dai. Aiuto da casa. Ecco qua il tifo che sale il tifo. Vai Matteo! P52. Bellissima 8. Vai amico Fabio. Palla punto a punto, andiamo.
sale il tifo qui alla in battuta Parantello. Luca con Pietà. Peccato, peccato. Ora appunto Cus Venezia, a servizio ancora, l'aiuto da casa, sono tutti qua, grazie. Bella veloce! Salvataggio di una mano di Luca e attacco di Pallino Federico una mano, Rossi. Luca. E andiamo ancora, punto a punto, c'è da soffrire. C'era sulla Grande parallela attacco, però, lungo linea. bell'attacco. Doppio vantaggio per il Cus Venezia. E andiamo. Chiedo l'aiuto da casa. Attenzione, Si gioca ancora. Grande attacco Cus Venezia. chiede tempo coach Time out Stellin. chiamato da coach Stellin. 3 punti di vantaggio per la squadra veneziana. Ecco qua che si ritorna in campo. Forza ragazzi, dai. Dai. Andiamo a prenderci questo set. È stata incisiva la Ora una difesa. Contrattacco, chi è nel Padova? difesa, vai Matteo. Ha pestato la linea. Fallo d'attacco. Cus Venezia, ancora un punto. Si erano Forza ragazzi. accorti anche quelli del Venezia e l'arbitro comunque ha confermato che ha pestato la linea dei 3 metri. 9-13. Attenzione. Mannaggia. Punto ancora Cus Venezia. Mannaggia per tutte queste palle. E andiamo ragazzi, non si molla mai. L'aiuto da casa, andiamo. I nonni. Righetti. Grande attacco! Mancino! Luca Righetti. Da posto 4. Forza ragazzi, non si molla mai. I ragazzi in panchina ci ridano che questa palla non la prendiamo più. Effettivamente è Federico stato Rossi al servizio, vai Federico. un 9 metri. bell'attacco di Luca Righetti. Grande difesa Difesa ancora. di Luca. Si copre ancora.
Copertura, contrattacco. Vai Matteo. Vai Matteo, che lui Vede il buco, bravo! non si molla mai. Bravo! Non ha forzato la palla e ha preso... E andiamo fuori al servizio. Dai! Kelvin mette le mani e si ferma. Andiamo con il servizio, vai Federico, tiene Padova dai 9 metri. Punto Cus Venezia. Cus Venezia al servizio, l'aiuto da casa. È richiesta di formazione. Entra il numero 13 per la battuta. Ah no, battuta numero 1. Doppio cambio quindi. Palla esce! Anche secondo me era linea. Punto chiede Padova. Fuori. L'aiuto da casa, è il momento. È il momento. Acqua di mare a Venezia Celentata. Era in campo a pedalare. Vai Luca. Luca in battuta. Attenzione. E c'è la palla, non c'è tocco, non c'è inganno, punto chiede Padova. Cercava le mani nel muro ma non c'è riuscito. Non c'è tocco, non c'è inganno, punto chiede Padova e andiamo. Vai Fabio. Vai, 15-16. Vai Luca. Luca ancora in battuta. Attenzione a questa palla. Era stata difesa la pesce ma Va bene, forza ragazzi, non si molla mai. L'aiuto da casa. Acqua di mare, amico Filippo, a Venezia, Celentano, andiamo. palla fuori. Amico Filippo, Palla grazie. fuori. Vai Kevin. La palla è dentro sulla foto. Questa è lo maschio. Cus Venezia al servizio.
Acqua di mare, ce n'è tanta. Anche in laguna, ce n'è tanta. In battuta il palleggio di Venezia. Attenzione. Attenzione, attenzione. Vai Matteo. Non passa l'attacco. Punto Cus Venezia. Adesso partono gli sfottò degli amici veneziani. Attenzione. È Aspetta, passata. centrale. E andiamo ragazzi. Vai Testa, Federico. cuore, grinta e determinazione. Vai Federico. Punto a punto. Punto numero. Vai Luca. Luca in battuta. Vai Luca. Dai 9 metri, Chiene Padova. Palla recuperata. Esce. Vai Zaramella. Attenzione. Attacco di Zaramella. Tommaso! Zaramella! Sta molto fatto e andiamo ragazzi! Poi siamo 18-19. Amico Fabio, ci sei? Forza ragazzi, Vai, vai Luca. Luca. Come dice amico Claudio, on fire. Vai Luca. Attenzione. E questa volta l'ha usato. C'è il tocco chirurgico. Punto Cus Venezia. Hola, bel recupero del Cus. No, Grande uno Cus Venezia. Time out chiamato da coach Stellin. Peccato. Forza ragazzi, testa, cuore, grinta e determinazione. Scusate. C'è da soffrire. C'è da soffrire, stavamo lì, abbiamo perso due punti, tre così. Forza ragazzi, dai, recuperiamo. Cus Venezia al servizio. Chiedo l'aiuto da casa. Chiedo l'aiuto da casa. Acqua di mare, acqua di mare. Dai, sale il tifo per il Padova e l'incitamento degli spalti per... anche ragazzi. Tommaso! Andiamo ragazzi, c'è da soffrire. Comunque grande C'è da divertimento anche da soffrire. parte dei ragazzi del Venezia. Simpatici alla fine. Andiamo al servizio, vai Tommaso, Chiene Padova dai 9 metri. Si scalda il parantenore, Casa Iuri. Andiamo. Amico Fabio, ci sei? Ci sono. Vai, 19. Battuta Zaramella Tommaso. Vai Dori. Occhio. Sì, gioca ancora, copertura. No. Fuori. Non c'è tocco a muro. Questa è nuova, è bella. Acqua di mare, acqua di mare.
siamo al match point Cus Venezia. No, 23. Ah, 23, scusate. Chiedo perdono. C'è da soffrire ancora, scusate. La prossima rete è la campionato. Questa raga, gialla e blu la palla. Punto. Errore di sezione, punto Cus Venezia che va al match point. Questo è il match point. buona sparisce raga, dai che andiamo. Un'altra. Giovanni, non tocca a te. Secondo! Attacco centrale, virgolata. Enrico Rossi, punto numero 20, forza ragazzi, punto a punto. Dai Gio, questa è tua. Vai Federico. Devo pensare che bene. Mi raccomando, non si con gli Punto Cus Venezia che vince la partita, ma complimenti ragazzi. Cus Venezia Sì. che porta a casa i 3 punti. Finisce per noi la Coppa Veneto, ma complimenti ragazzi. Tra 2 settimane comincerà il campionato di Di Serie Serie D. D. Fabio, diamo l'appuntamento per la diretta di domani, campionato Under 17. Alle 17 ore 15:30. Noi ci saremo, ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito da casa, ringraziamo i ragazzi, è stata una bellissima partita anche questa sera, grazie a tutti, da Fabio, E da William. grazie a tutti, buona serata. Buona serata a voi.